Allora, per la Regione del Veneto, fatto salvo il rispetto delle indicazioni di natura sanitaria, e questo deve essere detto in ogni occasione, e con un assoluto senso di responsabilità, la Regione del Veneto chiede che si apra tutto. Il Veneto è pronto a ripartire, fatte salve le indicazioni della comunità scientifica e il rispetto di tutti i parametri di sicurezza. Ma dal 10 di aprile, dice il presidente Zaia, i dati di contenimento del coronavirus registrati in regione sono sempre stati positivi e a questo punto l'ultima scadenza per le riaperture fissata dal governo per il 1° giugno può essere anticipata al 18 maggio. Riaperture da far gestire alle regioni. La richiesta al governo è chiara ed è già stata espressa ufficialmente al ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia dal presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in veste di presidente della conferenza delle regioni. È fondamentale che si deleghino le regioni. Ormai insomma i binari all'interno dei quali muoversi ci sono, quindi non c'è nulla da inventare, no? Ci sono le linee guida dell'INAIL, se non ci fossero ci sono le linee guida che la nostra regione ha già stilato per ristoranti, per barbieri, parrucchieri o quant'altro, che sono molto semplici, scritte da tecnici della sanità, e penso che in questa direzione noi dobbiamo trovare una soluzione. La soluzione è quella di delegare le regioni a provvedere all'apertura dal 18. Per il Veneto il 18 maggio si devono riavviare i motori di quelle attività che sono ancora chiuse e che per questo stanno vivendo situazioni di profonda difficoltà. I servizi alla persona, gli estetiste, i parrucchieri, i barbieri e quant'altro. Poi i centri sportivi e le palestre, in modo tale che lo sport si possa tornare a ripraticarlo come lo praticavamo prima, ovviamente con gli accorgimenti, con tutto quello che ci vorrà e sarà possibile mettere in piedi. E dall'altro ovviamente il tema, oltre a tutte le attività commerciali, il tema delle bevande e alimenti, quindi il tema dei ristoranti e dei bar. Rimane comunque basilare ricordare sempre che l'emergenza non può ancora dirsi conclusa e le riaperture saranno sotto stretto monitoraggio. In settimana partirà uno screening in 79 aziende venete per complessivi 13.000 dipendenti. In un primo screening effettuato su 8 aziende campione padovane, 300 lavoratori su 1.200, lo 0,4%, sono risultati positivi al coronavirus. Resta solo la grande preoccupazione di chiedere ancora una volta ai veneti di utilizzare i dispositivi, perché se si abbassa la guardia in questa prima fase finisce che fra 20 giorni, quando saremo a totale regime, o fra 10 giorni o fra una settimana, quello che è, finisce che è inevitabile che nessuno avrà più il dispositivo. Si gioca con la morte, perché finché c'è il virus c'è la possibilità di infettarsi e anche di far infettare qualcuno.